noi ti preghiamo. Ti offriamo queste 15 luci. Ognuna di esse rappresenta i nostri piccoli angeli. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. Con questo dono vogliamo ricordare che la vita di questi piccoli non si è spenta nel buio, ma brilla per sempre, accesa dal tuo amore, come stelle che illuminano il cammino di noi bambini. Noi ti preghiamo. Signore, ti offriamo questi fiori. Ci ricordano la bellezza della vita che cresce e la purezza dei bambini. Ti affidiamo i nostri piccoli amici che sono in cielo. Come i fiori del tuo giardino celeste, custodiscili e falli vivere per sempre nella tua gioia e proteggi tutti noi bambini che cresciamo qua giù. Noi ti preghiamo. Presentiamo questo cartellone intitolato I nostri piccoli angeli. Custodisci questi 15 angeli nella tua gioia e fa che dal cielo possano proteggere noi bambini, le nostre famiglie e tutta la nostra comunità. Noi ti preghiamo. Come segno di unità e pace, noi ti preghiamo. Padre Giacomo, nostro amministratore spirituale, Don Vincenzo, nostro compaesano, le famiglie dei nostri angeli, il sindaco, dottor Pierfrancesco Munari, il maresciallo della stazione dei Carabinieri di Cavarzere, dottor Emanuele Cotrupi. Permettetemi però anche di rivolgere quest'anno un ringraziamento particolare ai coniugi Quagliato, che ogni anno partono da Asti per venire a ricordare, a celebrare con noi e per questo vi diciamo grazie. Ringraziamo però Ringraziamo tutte le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e la protezione civile. In particolare però, permettetemi, il nostro grazie va alla scuola dell'infanzia Piccoli Angeli e alla primaria Lombardo Radice di Boscochiaro. Un grazie ai bambini, un grazie agli insegnanti che con amore e dedizione ogni anno preparano i piccoli per questa celebrazione eucaristica. Abbiamo letto anche in questi giorni quanto è importante una scuola all'interno di un paese per la vita del paese stesso. Per questo grazie.
Presenti? Alza bandiera! Schieramento, riposo. Interviene il sindaco della città di Cavarzere, avvocato Pier Francesco Munari. Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti, grazie per continuare a celebrare, continuare a ricordare. I miei primi ringraziamenti vanno ai celebranti, a Don Giacomo, Padre Vincenzo, ma a tutti voi che siete presenti qui, alle associazioni d'Arma, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale presente, che va ad impreziosire ogni celebrazione che noi organizziamo nel nostro territorio, alla banda che ci accompagna sempre nei momenti più importanti della nostra città. Come è stato giustamente ricordato da chi mi ha preceduto prima, durante la celebrazione, ricordare diventa una parte fondante di noi. Ricordare quello che è successo 76 anni fa e ricordarlo soprattutto per quei meravigliosi bambini che ci hanno dato un messaggio importantissimo con le loro belle voci all'interno della chiesa. È stata una tragedia che ha segnato inevitabilmente il destino di Boscochiaro e il destino di Cavarzere, dell'intera città. Però da quella tragedia io credo che ci sia anche uno spiraglio di positività, uno spiraglio di luce. Il fatto che attorno a quella tragedia si sia costruita una comunità salda, una comunità che, proprio come è stato anche riferito prima, ha creato un comitato con quel ricordo lì, è stata intitolata una scuola primaria, sempre ai Piccoli Angeli e alla tragedia del 21 maggio. E quindi da una tragedia noi siamo riusciti a tirare qualcosa di unico, positivo, che unisce e crea quel senso di comunità che è fondamentale in una città come la nostra. Quindi grazie a tutti voi, grazie agli amici del comitato che supportano questo tipo di iniziative e ci aiutano a ricordare, e grazie veramente a tutta la città che oggi si è stretta nel ricordo di questi piccoli 15 anni. Grazie e buona domenica. Ringraziamo il sindaco. Interviene il padre Giacomo. Diamo la benedizione a questo segno che ci richiama quello che c'è stato, ma che ci invita anche a guardare avanti, e come ho detto prima all'inizio della celebrazione, che ci invita anche a proteggere quelle creature che qui sono rappresentate, che sono i nostri piccoli angeli, ma anche queste creature, questi bambini della stessa età, che iniziano un cammino nella vita e hanno bisogno del nostro aiuto, del nostro sostegno e della nostra protezione.
Immaginiamo per un istante che questa mattina i nostri piccoli angeli siano andati davanti al Signore a dire: oggi è la nostra festa, oggi ci ricordano, ti chiediamo una cosa importante, dona ai nostri amici di Boscochiaro una giornata meravigliosa perché tutti possono essere lì a ricordarci. E credo che il Signore abbia accolto anche il desiderio dei nostri piccoli amici. E siamo qui per benedire questo ricordo importante. Qui c'è un angelo che veglia. Io credo che questo fiume che passa per il paese possiamo considerarlo un fiume sacro. È sacro perché ha accolto questi nostri piccoli amici e attraverso questo fiume sono arrivati nelle braccia amorose del Padre. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su questi nostri piccoli amici, angeli innocenti, e vi rimanga per sempre e discenda anche su tutti noi. E diamo la benedizione anche a questo fiume, come ho detto, è un fiume che ci ricorda la bellezza, la grandezza e anche tante altre realtà, e noi lo benediciamo e lo consideriamo un fiume sacro per noi. E questi fiori che i nostri piccoli amici hanno lanciato nel Gorzone arrivino, possano fare un percorso lungo le loro sponde, possono portare un saluto, la gioia, la bellezza, la preghiera di quello che è stato per noi oggi questo momento così importante e significativo. Grazie a tutti, buona giornata.